Buongiorno a tutti, eccoci qui per il nostro solito aggiornamento quindicinale o bisettimanale. Bene, allora, nelle ultime 2 settimane, come avete visto, sono stato molto attivo. Sono stato in 2 opere del Vallo Alpino. Una è una delle più grandi, 1,5 km di lunghezza, ed è quella dove mi sono perso. Avete visto parecchi video dove racconto la mia esperienza. Beh, qualcuno mi ha fatto i complimenti per questo video, perché molti hanno detto che io avrei potuto modificare il video o rifarlo senza quel mezzo attacco di panico, senza le difficoltà che ho avuto. Invece io ho voluto mostrare tutte le difficoltà. Sì, beh, io non ho niente da nascondere. Mi sono divertito comunque, è stata adrenalina. Se non mi fossi perso sarebbe stato meglio, ovviamente. Però è un'esperienza che mi servirà per crescere, per migliorare. E ho mostrato a tutti voi le difficoltà che ci sono, perché io alla fine sono un uomo come tutti voi, cioè qualcuno vede in me delle qualità come per esempio non perdersi e tutto, però questa volta è capitato che mi perdessi. Nessuno è perfetto, come dico sempre, nessuno è perfetto. Mi servirà di lezione. Comunque, oltre a queste varie opere, sono stato anche in un bunker a Villafranca, a Verona, che mi hanno detto che è un bunker della guerra fredda, non dovrebbe essere un bunker della seconda guerra mondiale, ma appunto io non avevo indicazioni, mi era solo stato detto che c'era. E poi molto bello, interessantissimo, probabilmente un po' diverso dal solito, è la mia visita alla logistica del 72esimo gruppo intercettori teleguidati, Isola Rizza, Verona. E qui è interessante perché appunto è una base NATO, anche se logistica, ma l'area lancio l'avevo già visitata l'anno scorso. Sono entrato grazie a un assessore e chiunque di voi voglia entrare a vedere questa base o voglia addirittura chiedere il permesso di, non so, fare qualcosa all'interno di questa base, può chiamare il numero di telefono che compare nella descrizione del video. È il numero dell'assessore che mi ha fatto entrare e che mi ha autorizzato a mettere questo numero. Ha detto: piuttosto che la gente scavalchi, rompa, faccia, chiamatemi che vi apro io. Ecco. Cosa vi posso dire? Per quanto riguarda le prossime 2 settimane, ovviamente tempo permettendo, io avrei ancora una quarantina di bunker del Vallo Alpino e poi ho un mulino a vento che mi è stato indicato, misterioso. Un mulino a vento, una colonia e ho anche dei bei luoghi nel Triestino, un manicomio a Verona, dove però devo aspettare mio figlio piccolo perché lui ha detto che vuole venire con me ed è malato mio figlio, quindi non so se riuscirò a venire andare in questi giorni, non sicura, probabilmente questa settimana. Comunque sì, ci sono varie cose, inoltre ho delle case coloniche che volevo fare già in passato sulla Jesolana, qui vicino. Sono devastate ovviamente, però è un qualcosa di diverso. Bene, io penso che qui possa finire. Questa mattina ho pubblicato dei video finché ero al lavoro, questa notte, perché ultimamente il canale sta crescendo molto, devo essere onesto, e devo ringraziare tutti. Il canale sta crescendo molto, crescendo ovviamente arrivano, oltre agli hater che ho già scritto, la gente insulsa, proprio io vorrei chiamarli ritardati, però usando questo termine offendo chi è veramente ritardato, povero. Allora, dei dementi che mi scrivono: perché non te ne stai a casa tua? Perché sei entrato lì? Perché hai fatto questo? Perché hai fatto quello? Allora, signori, è un canale YouTube che parla di Urbex. Sì, per carità, ci sono video anche di coltelli, ci sono video anche del calcio Venezia, le mie passioni, però principalmente è di Urbex. Cioè, se voi vedete delle escursioni fatte da me in luoghi abbandonati, è il motivo per il quale il canale esiste, cioè non è che ci sono altri motivi, altre motivazioni, altre cose. Cioè, è come se andate sul canale YouTube degli Autogol, per chi li conosce, quei 3 ragazzi comici che parlano di calcio, fanno dei tipo cartoni animati, e domandate: ma perché prendete in giro l'Inter o la Juve o il Milan? Cavolo, è il loro lavoro, nel loro caso è un lavoro, nel mio no, nel mio è una passione, perché non guadagno, o meglio, non guadagno cifre
importanti, perché molti mi hanno chiesto: "Quanto guadagni col tuo canale?" Io non ho problemi a dirvelo, ultimamente il canale sta crescendo bene, ripeto. Non vi dico la cifra esatta, vi dico che prendo meno di 100 € al mese, abbastanza meno di 100 € al mese, e tenete presente che una mia escursione costa dai 40 ai 70 €. Quindi fate i conti che io ne faccio 4 a settimana, mettendo una media di 60 € a escursione, fa 240 al mese, mettiamo che ne prendo anche 100, sono sempre sotto di 140. È una passione, non lo faccio per i soldi, però il canale YouTube può aiutare magari a autofinanziarmi, perché adesso, più avanti, non adesso, più avanti dovrò spostarmi di chilometri, molti più chilometri di adesso, perché quando avrò finito il Friuli e il Veneto, dovrò fare tanta strada. Molti mi hanno detto: "Vieni a Savona, vieni alla Spezia". Non ho modo di farlo. Il mio canale dovrebbe finanziare almeno la metà dei costi, perché, io comunque ho una famiglia, avete capito bene che io non posso spendere 200 € al mese di tasca mia, più di 200 € al mese in tasca mia per fare urbex. In questo momento sì, ne spendo quasi 200, però dovrei cercare di arrivare a meno soldi da spendere, in modo che posso spostarmi. Magari se con 200 € al mese riesco a spostarmi in Toscana, e allora sì. Però se adesso spostarmi in Toscana vuol dire spendere 300 € e io non posso permettermi 300 € perché sono 4.000 € all'anno. Cioè, lo capite bene, ripeto, non è un lavoro. C'è chi guadagna col canale YouTube migliaia di euro e lui può fare qualsiasi cosa, può anche tranciare i lucchetti, perché tanto dice che se prendo una denuncia mi ripago tutto, avete capito? Io non ragionerei mai così, però il finanziamento è tutto, è una passione e i soldi sono quelli, non sono ricco, anche perché se fossi ricco avrei dietro di me uno staff col cameraman e non farei tutto da solo. Ecco, bene, io ho detto questo, vi ringrazio. Tutte queste problematiche, queste cose che vi ho detto, nascono proprio dal fatto che voi siete sempre di più, mi seguite in tanti, mi fate i complimenti molti, perché alla fine io parlo sempre degli hater e di quelli che scrivono: "Cosa fai? Dove vai?" Ma alla fine, il 90% di voi mi fa i complimenti o mi dà dei consigli in maniera garbata, educata, perché io credo che l'educazione stia prima di tutto. E quindi io cerco, come avete visto, di rispondere a tutti, a tutti. E qualche volta vi cito anche nei video, anche se non sempre ricordo i vostri nomi. Cercate di capire, tra l'età e il fatto che siete migliaia, per me è anche difficile ricordarmi di tutti, alcune volte me lo scrivo, però non sempre ce la faccio. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento, oltre ai video che pubblicherò, forse già domani. Beh, domani vado allo stadio, quindi mercoledì sono allo stadio, giovedì dovrei fare qualche video urbex e forse anche venerdì. Ci vediamo in caso per l'urbex giovedì e venerdì. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Da Baffone, che è tornato.